Sì, gli ho tolto i cornetti. Fantastica così, l'adoro. Mi sono rimaste queste cose qui in alluminio per speronare i vicini, no? Tipo le gare che facevano una volta. Portatelefono, le borse indispensabili. Per fortuna adesso ho trovato questa, è la BT Win, vedi? Qua sono rigide, tutta la pancia è rigida, quindi non va dentro ai cerchi, non succede nulla, quindi fantastiche veramente. Mi sta il disastro di roba e il portabici l'ho spostato più indietro in modo tale a non toccare con i piedi nelle borse. E qua la mia cara vecchia lucetta ricaricabile in USB. No, che non si sa mai. Guantini, sciarpina, il giubbotto, quello un po' da omosessuale dell'Abarth ce l'ha la Alessia. Vabbè, porterò via quello in jeans. Aspetta, perché devo tenere anche i panini. Non ha neanche più senso parlare delle batterie al litio adesso, sono strapiene al 100% di tutto. Perché si caricano troppo velocemente, soprattutto con queste giornate. A proposito, potete chiudere domanda su vento, con sto sole che c'è, capirai. Ma vedremo bene quest'inverno, anche perché io non è che voglio stare stanziale, hai capito? Però siccome purtroppo sono una persona normale, non ho finanziatori né niente, non sono come gli americani che è sempre in giro, spiagge, montagne eccetera, e quindi devo star fermo a lavorare, te capisci? Quindi mi serve una roba che mi consenta di lavorare invece che fare il micheasso. Pit stop. Bene, direi che è solo mezzogiorno, ma noi siamo già pronti. Vero Gioia mia, che devi fare fantastico. Sì, lo mettiamo in bicicletta. È una morosa professionale, vedi? Perché di solito va a far con Marocco i suoi amiche, no? Che fa camminate, quelle di 10-20 km, no? E allora è fantastico che ha tutti i suoi percorsi professional da comari, tutti segnali. Vedi Italia, sono comari moderne? Aspetta che non ti ho neanche raccontato. Allora, cara Italia, Dear Italia, come se ti dovessi scrivere quasi una lettera, no? Io so che tu, no? Quando vieni a Jesolo e dintorni, spesso vai a farti le girate in bicicletta, ok? Però non sai mai dove cazzo andare, soprattutto quelli, no, che di solito in bicicletta si fanno chilometri. E allora io oggi ti porto a far vedere quella strada che porta da Jesolo a Cavallino che abbiamo fatto l'altra volta, no? Però ci fermeremo a quel famoso bivio, ok? Dove noi siamo andati a sinistra per andare in direzione Punta Sabbioni. Stavolta gireremo a destra, comunque vedrai. Questa strada, ok, sarà completamente incontaminata, quindi senza strade, cose del genere, e arriverà fino a Jesolo Paese, ok? Che non è, cioè è Jesolo, però non è la Jesolo che intendi tu, la Jesolo Lido. Nel frattempo che ciacolavo per raccontarti le cose, Alessia è già in Tantamona. Guarda come sono fatte le ancore, fatti una cultura ancorale, guarda, che tu le pensi, no, come quelle dei tatuaggi. Una merda, sono diverse, vedi? Sono a forma più tipo di foglia, più ammorbidita, guarda anche sotto, vedi? Yeah, allora, passi la fabbrichetta delle barche da skate. Perché non ci perdiamo da Jesolo, devi passare il ponte di Cavallino, ok? Sai quello famoso che c'è la dogana, devi preparare il passaporto. Sì, no, vai tranquillo, non devi preparare il passaporto, un modo di dire che si usa qua. Ok, piccolo verbale che la Alessia giustamente deve appuntare, che per la terza volta in non so quanti anni le ho dato ragione, quindi ha detto sì, no, segna sta roba, metti in verbale. Anche ieri sera 2 volte. Anche ieri sera 2 volte? Segnate. Cioè, sono vecchio ormai. No, hai capito che ho ragione. Pur di non battere il pugno sulla tavola, hai capito? Ormai sono costretto a darle ragione. Ma me l'avevano anticipata sta roba qua, che sarebbe andata a finire così. Ma piantala di Rampegarto, dai! Guarda, come la canzone di Toxic. Glicineggia qui. Aspetta che non ti faccio saltare pezzi. Allora scendi giù per il ponte di Cavallino, vedi che siamo giù. E qua segui il cartello Cavallino via del Casso, che quindi è qua a sinistra, comunque ci sono i cartelli. Osservi gli antichi murales, spiegarsi del caso neanche a buoni a fare un murales, e ti ritrovi qua, ti ricordi dove c'era il cavallo apparentemente goloso, ma in realtà non era goloso perché tu lo chiamavi e lui non veniva, che è qua dentro, vedi? La via che faremo sarà più o meno come tutta questa a destra, che sarà pieno di casette dei pescatori, vedi? Eccoci qua, questo è il famoso bivio, no? Ti ricordi nelle puntate precedenti? A sinistra si andava verso Cassavio, Punta Sabbioni eccetera, e Singano diceva sempre vorrei tanto provare ad andare a destra, ed è quello che faremo. Oggi andiamo a destra. Ah, che bello, scioretta che contro le piante, vedi tu, e agavi. Bello, che fuccata, guarda anche il murales di Colleone di Venezia, guarda su quella porta, guarda, a sinistra. Via!
via. Vedi, Singano ti porta anche a vedere tutte queste cose, ma tutti questi percorsi non li conosce, tra virgolette, giustamente quasi nessuno, quindi c'è bisogno di qualcuno che ti prende per mano, metaforicamente parlando, e ti cassa dentro ste stradine qua a visitare ste robe. Qui passiamo poi uno dei ponti della morte, vediamo se ce la famo. Voilà. Conca di Cavallino. Ragazzi, cos'è la conca? Ale, c'è una conca. Che il suocero la barca, ma non mi porta mai in giro in barca. E sì, che voglio dire, con un genere così bello, così tenuto rincurare e tutto quanto, cioè porti in giro in barca, devo essere orgoglioso, insomma, vuol dire. Ma che bello, adesso sarà tutto così, guarda che ficcata. Tutto guarda qua che stanno ristrutturando, va a boutique appartaments, cioè questi fanno appartamenti. Beh sì, però no, adesso non può fare sempre il solito che si lamenta, che l'ha sempre a sua da ridire come una suocera, ok? Però, cioè, io ti porto qua in questo buco di culo dimenticato da qualche divinità e te inizi già a costruirmi appartamenti, cioè un appartamento oggi, un appartamento domani, il buco di culo svanisce, hai capito? E noi dove andiamo in culo, cioè metaforicamente parlando, cioè dove andiamo a esplorare il wild se poi il wild in questa maniera ci viene tolto? Punto della domanda. Scoperto che mi piace fare il ciclo turistico, ok? Singano è un cicloturista, quindi coi femmine sta tanto là a dire ma col ciclo, te capisco anche a me col ciclo, ma non rompi i coglioni in queste maniere, ok? Sono simpatica, che bella questa legno, cioè vedi ce ne sono una ogni 50 metri. Ogni 50 metri c'è la baracchetta da pesca, è un po' la seconda casa dei vecciotti, ok? Come tu per divertirti ti prendi il camper, lì hai il casotto dove stare lontani dalla moglie che li sgrida sempre perché entrano e vanno in giro per le stanze con le scarpe. Esatto, quando hanno lavato il pavimento. Esatto, e allora tu, no, da vecchio, puoi star qua tranquillo e ti peschi con 4 orettina e basta, ecco. Sì, infatti, come dice Alessia, casetta di montagna in laguna, ma è simpatica. Guarda qua, barchettina, vedi? Ciao, vedi? A me questa faceva voglia di esplorare, che vedi, gli hanno murato tutto. Tutte le entrate sono murate, le finestre hanno le inferriate di ferro, giustamente inferriate ferro. È tutto molto bello, spero che sentirai perché c'è, ogni tanto arriva il venticello. Questa roba qua senza ombra di dubbio, cioè che bella sfera sferica, un portuccelli. Però non capisco, ma non capisco nel senso che non capisco, cioè non è un modo di dire, proprio non capisco perché ci sono queste sorte di campi, vedi c'è scritto azienda faunistico venatoria, con le telecamere, vedi addirittura, ma non c'è niente dentro. Mi viene da pensare, sicuramente sbaglio, che sono zone di ripopolamento animali dove è vietata la caccia, però siccome siamo un po' sconti che nessuno vede, allora hanno messo anche le telecamere. Mi viene da pensare questo perché cos'è là dentro? Proprietà privata, divieto il passaggio. Ma adesso scusa, io sarò ignorante, ma che senso ha privatizzare? Guarda, sto bosco qua abbandonato e trascurato dove non coltivi niente, non ci sono case, non c'è niente, e recitarlo anche, cioè quello è il comico, capisci? Guarda, soldi di recinzione, e anche che brutta che è da vedere la recinzione in questo contesto, cioè sono favorevole alla privatizzazione delle case, ma no 40 km cubi e de niente trascurato e per recintarlo. Che bello andare in bici con Alessia, uno qua e l'altro a 20 km più avanti. Questo perché ognuno ha le sue fisse, no? E lei ha il terrore del ghiaino qua. Però guardalo un attimo, cioè a te fa il terrore? Cioè sarà che io non so, sono un po' disgraziato, ma a me avrebbe anche da toccarlo, io lo toccherei, vedi? E non succede niente in effetti, cioè guarda che avventura emozionante che sto vivendo. Lei niente, ha il terrore di guidare sul ghiaino. Quindi muso duro e baretta fraccata, si dice a noi, la serie. Quindi qui un po' sì, perché i tedeschi tutti un fia così, un fia stramusoni. Ragazzi, incoraggiamo l'Alessia che ha tanta paura dei sassetti. E qua è il terrore, no? Sono traumi infantili adolescenziali. Ero sul bastone anche una volta. Eri sul bastone? Sì.
svolati su una strada di ghiaino e da lì diventa Che bello. Sono fantastici. Guarda, va con la farfalla, cioè mentre dico guarda che bei scorzetti passa anche la farfalla, grazie signora farfalla per la coreografia. Comunque guarda che bei scorzetti, cioè andare, non riesco a capire il diretto di passaggio, cioè capisci che tristezza. E che stiamo andando avanti da parecchi chilometri, spar che si è fatta a 24 ore Le Mans, però insomma è enorme sta roba recintata e è tutto bosco trasandato, è un po' come in Brussa, no? Decidessero di chiudere e mettere proprietà privata, cioè Cormorano è andato, eccolo lì, là, aia, il mio apparato ludico non va d'accordo con tutte ste buche. Guarda Alessi, i colori della primavera che si risvegliano. Guarda, grazie signora farfalla di nuovo per la coreografia. Cioè ogni volta che io dico sì, ogni volta che io dico che bella che è la farfalla, come per dire sì, ha ragione, guardate, ha ragione, cioè capisci? No, una figata. Comunque tante bici. Cioè io pensavo di essere tipo, non dico l'unico, però insomma devo uffiare l'esclusiva oggi, invece no. Come il passaggio segreto al lago del Miss. Io a Pisente là che è al bar. Oh, nessuno che saluta oggi, porca troia. Allora dico cartoffeln sul serio la prossima volta. Guarda cosa sta crescendo in mezzo all'insalata, sono degli Hypericum perforatum o erba di San Giovanni o schiacciadiavoli, che era un fiore che utilizzavano in passato come cicatrizzante o come divertimento, no? Perché ti alza la produzione di serotonina, però diciamo lo vendono anche in erboristeria, però per legge non possono vendere il quantitativo necessario a produrti l'allegria. Comunque vabbè, in ogni caso è enorme, cioè il diametro sarà, giuro, più di 3 cm, mentre di solito insomma sono sul 1,5 cm. Incredibile. Tipo le fragole del Lidl che ho preso l'altro giorno, cioè quelle che venivano dalla Spagna, dei sbereghe, de fragole grosse così, cioè incredibile. Cioè la fragola è la fragola, no, proprio è uguale l'Hypericum lì. Oh, sarò vecchio ragazzi, ma ste borse sono una benedizione, cioè ci sta il male dentro, giubbotti, quintali di panini, acqua e mele, cose la GoPro, batterie, cioè veramente un sogno. Perché se la roba ha il peso dietro, ok, sulla ruota posteriore, che tra l'altro è quella della trazione, praticamente non le senti sì che la bici è un pochino più pesante, magari partendo da fermo, ma in corsa non le senti, hai la schiena libera, sei tutto libero, ti cambi quando vuoi, è veramente una figata pazzesca, non puoi capire. Se non sei un cicloturistico non puoi capire. Diventa un cicloturistico così mi capisci. No, anche questo, tutto proprietà privata, ma non potete mettermi ste case ancestrali così, a parte che dentro non c'è niente, sono rimaste solo le mura, vedo io, c'è solo un albero dentro. Sai che a Singano piace esplorare tutte le casette abbandonate, le cose abbandonate ancestrali, e tu me le disancestralizzi grazie alla proprietà privata, no? Non disincestralizzare le cose. Per farti capire dove siamo, ragazzo, la strada dall'altra parte del fiume, ok, che non è raggiungibile perché tra un ponte e l'altro c'è almeno 10 km di distanza, e è quella, no, che parte da quel famoso parco che è il Cassilis, dove mi trovavi spesso, dove ogni tanto passavano di tu a trovarmi, e che porta a, diciamo, Cavallino, ok? Quindi tu puoi da lì costeggiare tutto il fiume in bicicletta, ma anche a piedi. Guarda i cigni, saluti i cigni, ciao cigni, non salutano, i sarà tedeschi anche loro, e arrivare fino a Venezia, cioè Venezia, Punta Sabbioni. Amore, ma se ti metti così mi ingrifi l'ormone, ci ha già dato stamattina il mio porco cane. Ci sono dei cigni, lo so, sì. Fondo delle gare in pista azzurra? Sì, ma gli extracomunitari li ho salutati, non hanno salutato. Senti, la pista azzurra stanno facendo gareggi di go-kart di 3 giorni. Go-kart dici, Sì, con sto rumore sì, qua? Ci sono alcuni alberghi aperti per ospitare in questa settimana. Campionato di go-kart. C'è un qualcosa sia in pista azzurra che dura 3 giorni. Sembra più motardo dal tipo di motore, però vabbè, può essere magari la distanza. No, adesso no, per essere razzista, ma ti ho detto l'extracomunitario non saluta, se viene qua viene per domandare qualcosa. No, non ho cibo, no, niente, no. Falso ai panini. Sì, vabbè, ma impara a salutare quando uno lo saluta, e che cazzo? Non si dà il pane ai cigni, fa male. Sì, lo so, il pane bagnato.
Cosa Guarda che vuoi? Si sta arrabbiando? Mi sta arrabbiando un cazzo. Magari al nido con le uova là, Yuri, si sveglia. Sì, là dall'altra parte. Ma ci vede. No, è venuto a dare un messaggio. Ma va, ti pare che viene su? Vedi, quando vengo, ti insegno anche a te. Quando sei a distanza, no, dalla cuccia dei cigni, di solito il maschietto viene qua a darti il messaggio. Infatti vedi, adesso torno indietro, ma è una cosa che se tu osservi e provi ti capiterà tantissime volte. E te lo dà alzando le ali. Se invece esageri, ti avvicini eccetera, inizia a fare anche il verso. Il verso è un po' tipo una litata, tipo, per capirci, ok? Una soffiata di gatto, esatto, vedi? È semplicemente venuto in pace a dirti area mia, basta. Un'altra cosa che chiedo a voi ragazzi, ovviamente sempre da ignorante, non è sarcasmo, è proprio una sorta di quiz youtuberativo, no? È perché solo ed esclusivamente durante tutto, guarda che bello, guarda, wow, che bello, che spettacolo. Anche là, no, t'ha sbagliato, ha voluto fare il pinzone e fare l'accelerata, che ha sbagliato, adesso che tocca tornare indietro. Vabbè, in ogni caso dicevo, secondo te come mai solo in questo pezzo di 200 metri, aspetta che arriva la macchina sparata, c'è sta palizzata di legno che avrà anche il suo costo, e non riesco a capirne l'utilità. Se va un po' più piano mi alza anche meno sabbia, Comunque non posso non notare che è strapieno di tedeschi ovunque. Cioè, anche questi che sono appena passati non hanno salutato. Pazzesca sta roba. Voto 10 a questo, no dai 10, voto 8 a sto percorso, te lo straconsiglio. Se sei a Jesolo ovviamente, che hai voglia di farti una bella girata in bici, magari te lo sconsiglio in piena estate, quando c'è il sole cocente, perché non lo so, non c'è ombra, non c'è niente, cioè vai al mare. Un monumento storico a me sconosciuto del 1791. Comunque qua, se interessa, fanno vendita diretta. Di cosa non lo so, non c'è scritto, però fanno vendita diretta. Questa chiappetta! Ora ragazzo, vediamo come arriviamo, come se rassingano, soprattutto Alessia, perché avrei intenzione di continuare e portarti da Jesolo Paese ti faccio sfruzzare sulla laguna con una stradina fantastica, stupenda. Guarda, il mio anno, guarda che bello, un piccolo rimessaggio di barche da skate. Guarda che hanno la gru, vedi? Hanno la gru che prende la barca e la butta in acqua. E guarda qua, il discorso è prima della gente che viene a imitare di Vecciotti, no? Vedi qua si è fatto tipo il prefabbricato in riva alla laguna, e da quest'altra parte vedi c'è il fiume, il glicine sul palo della corrente. Il glicine è già qui. Ah, è vero, bello avere il palo della corrente in cortile. Cioè te tacchi e te caga la corrente gratis. Che viene il cigno a salutarmi, vedi? Ogni volta viene qua, vedi? Ti guarda, ti fa capire, non alza le ali, però vediamo se alza le ali, vediamo. No, è giusto venuto qua. Però sai che se tu hai da mangiare, allora per carità sconsigliato dargli pane, grissini eccetera, che se poi si inzuppano, si soffocano, no? È molto pericoloso. Però se avessi del cibo adeguato, loro si avvicinano. Ho già fatto sta experience. Anzi no, io scelgo questo, che bello al sole, ma che bello, non c'è nessuno, figata. Lì c'è un altro salicione. Ok ragazzi, però quando via dal ristorante tipo il McDonald's, ste robe qua, o su palquetto o casa in un cestino, Una borsa di paniere, d'altronde quando uno è ciccione, da zero a fame. Lei si è detto, filmare i cigni che sbaruffano, ma io ho detto, ragazza, con la Pro li vedi in Croazia i cigni, eccoli là, quei due puntini microscopici là, è pieno di cigni, guarda, che si girano attorno, vedi? Guarda, guarda lì, così vedi anche le baruffe dei cigni, vedi? Hanno tutti e due le ali un po' alzate e girano su se stessi, un po' anche scemi, perché nel momento in cui tu hai fatto metà giro, gli hai dato le spalle all'avversario, no? Cioè metti anche che è un avversario omosessuale, quando tu ti sei girato lui tac, vieni dalle onde,
primaverino. No, mamma, bastardo. No. Bene, tutto bello, però mi sa che mi sono dimenticato di dirti come arrivare fin qua. Allora, una volta ecco cosa una volta che arrivi alla fine della stradina, praticamente troverai il ponte di Jesolo Paese. Fermo lì, nel ponte c'è anche un incrocio, tu giri a sinistra, girando a sinistra ti ritrovi qui. Alla destra avrai tipo le tavole da picnic con i salici che vedi, e noi adesso proseguiamo di là. Dai, talebana, è da sperare che sia follower talebani, perché magari se permaiosi anche loro. E che andiamo a fare il giro? Ma mi hai fretta, ma sei ho appena mangiato il grasso che dice. Esatto, appena mangiato, l'abbiocco, il sole. Ma che abbiocco, dai che il sol magna ore, no, non mi bacia. Che palle, io volevo andare in bici, porcazza la miseriaccia. Qua vedi, puoi venirti a infrattare con le morose, vedi? Vieni qua, gli dai un'infrattatina. Dopo arriva il cigno da dietro e tac, ti dà l'infrattatina anche lui. Stavo pensando, e se quella dei cigni di prima non fosse stata una baruffa ma un rito di corteggiamento? Perché effettivamente ho visto anche le anatre, come si chiama, le gallinelle d'acqua, no? Che facevano anche loro i sesti strani, e effettivamente adesso che sto girando sto video siamo in primavera, no? Dai fidanzata, non puoi sbagliare con le indicazioni che ti ho dato. In ogni caso vedi la strada, vedi il ponte, a destra continui a vedere il fiume, ok, con l'area picnic, guarda la neve fatta dei pollini, guarda che figata di giornata. Non troverai la giornata così figa. Oh, certo che avrò contato una ventina di cigni, perché uno magari pensa, no, che sono sempre gli stessi che si spostano, invece no, è strapieno di cigni. Mai visto una cignata così? Guarda qua ancora, quanti? Guarda, altri 3 qua, guarda. Pazzesco, 4! Vediamo se è tedesco o italiano. Ciao cigno! Ciao, ciao, ciao! Che goduria, hanno anche appena asfaltato. Sotto là c'è una casa. È una giornata assurda. Cioè la temperatura, la luce, il traffico, tutto è oltre la perfezione, è una cosa pazzesca, se vuoi la verità. Se vuoi una bugia fa schifo. Ma che cosetta, ma che bella! Aleandro! Ma che bella! E guarda qua altri 2 cigni ancora. Di là la laguna. Ma veramente quante cose scopri in bicicletta, non solo a livello di posti, ma anche a livello di esperienze, a livello di fauna. Aleandro, è il carro d'epoca, bellissimo, guardalo. Che figata, guarda con le ruote in metallo ancora, lo vedi? Tutto con legno antico, bellissimo. Io lo ripeterò fino allo sfinimento, la bicicletta, che è una delle cose che adoro di più, è il miglior modo in assoluto per viaggiare, perché comunque hai una discreta velocità, ma diciamo comunque hai il tempo per osservare tutto, e una facilità e una praticità nel fermarsi per fare una foto o per scendere a vedere una cosa, che è una cosa estrema. Quindi in più con una mountain bike vai. Quindi qua abbiamo gli impianti di purificazione dell'acqua. Lì c'era andata la Lesce alle medie in gita, e vedi, queste robe ti fa vedere singano. Quindi dighe a maestra, guarda, sto canale molto molto acculturato, e si chiama Le Puntine del Mondo, e ti fa vedere tutte le robe interessanti. Che bello! È che anche il T4 camperizzato, vedi, col coso. E il badile fuori, camperizzato serio quello. Sì, ti devi fare un bel pezzo, che non ci sono bivi fino al momento. Dopo, se ci sarà qualcosa, te lo dico. Guarda che le rondini, quanto faranno? In 50 all'ora, anche di più? Guarda, tu. 3, però, vedi, ragazzo. Sì, ma ogni volta è il solito discorso, che a rondine non fa primavera. Ok, aspetta che la Alessia ha la soluzione. Una rondine non fa primavera, ma più rondini sì, perché una magari può essere stordia che è nata fuori in giro a volare prima del tempo. Ah, ok. Guarda il cigno. Cioè, il bivio che ti dicevo, ti ho detto, se c'è da girare ti avviso. Visto, ti ho avvisato, però aspetta, bisogna girare a sinistra, però. Prima andiamo a vedere sta roba di sassi qua, cos'è? Guarda il trattore come quello che aveva mio nonno qua, guarda. Ah, che ricordi. Sta roba qua volevo vedere. Torre de Caligo. Che strano, andiamo a vedere cos'è. Oh, fighissimo il furgone. Anyway,
Gli storici non hanno dubbi sulla sua fattura romana o alto medievale. Ah, che ha fatto anche la fattura che volta, e qua è sempre tutto in regola. Ai piedi del manifatto le acque del canale Caligo, che Caligo da noi significa nebbia, no? Caligo, Caigo, no? Antico segmento della via fluviale che univa la laguna Veneta alla regione di Aquileia, confluiscono nel fiume Sile. Ma pensate, è una torre che dicono abbia questa scultura, no? Che credo che Singano se si impegna la fa anche lui fatta appunto così, e le iniziali di un santo e una berebettola qua per i più attenti. E dentro la torre un cancello, e là cosa c'è? C'è un buco. Boh, vista anche questa. Quanta intelligenza, no, ho troppa intelligenza, devo stare attento. Allora, sono appena passati i ciclisti da sta parte qua, no? Allora l'intelligenza mi ha detto, se la strada è di sterrato, quindi vuol dire che questa è la strada sbagliata, noi bisogna andare là, quindi resta valido quando io ti ho detto al bivio gira a sinistra. Vedi? Altro che T4, guarda che figata. Quindi bisogna seguire le indicazioni per Valle Grassabò, Valle Drago e Lio Maggiore, hai capito? Di qua, vedi dove c'è il cartello Lio Maggiore, avanti, dritti di qua, sì, adesso mi ricordo, vedi dove c'è quella torretta, lì avevo parcheggiato scarosso e avevo proseguito in bici. Delle case in fondo. Ah sì? Quindi questo si ferma qua, ogni volta poi si fa la posta, quindi vuol dire che è una strada chiusa. Boh, ma ha anche ragione per non dar su e zo come, sì, ormai si sa come cosa. Come attenzione tette. In ogni caso non puoi sbagliare in quanto la stradina è tutta di sassi, tutta. Vedi qua ho parcheggiato, adesso non ho messo le gomme, avevo parcheggiato qua, proprio qua in questo pezzettino qua, guarda, non ho messo le gomme e questo, se che hanno visto me quella volta che parcheggiavo e hanno detto no, non facciamo parcheggiare un'oretta la gente qua, dà fastidio, no? E allora ho messo queste bellissime ringhiere che ora è tutto molto più bello. Ciao! Figata! È da tanto che volevo rifarla perché è troppo figa! Sì, che figata, là in fondo c'è un gruppo di volatili grandi, ossia di grossi uccelli, però insomma non è che, almeno personalmente non è che riscuota proprio l'interesse, dopo te non so. Vedi ragazzo, non so se vedi dopo gli alberi là in fondo, siamo in mezzo alla laguna, guarda i cormorani in volo, il paesaggio è stupendo, te l'avevo detto, e gli unici suoni o rumori, chiamali come vuoi, che senti è il vento, Singano che spara monate e le anatre. Ficcata, casone enorme abbandonato, come faccio ad andarlo a vedere? Fate scherzi, scusa un attimo, no, fermo, ragioniamo. Se dietro al casone c'è la laguna, ok? Di qua non ci sono ponti e di là non ci sono ponti, cioè come facevano all'epoca andare nel casone? Vale, io volevo andare. Anche le croci, là, guarda, che tu dici tanto le croci per tenere sui muri, guarda, gli casca in stesso, quindi non serve niente croci. A dire il vero, a 6 anni, piccolina, pensavo fosse passato Spider-Man e avesse fatto la croce. La cappella caduta che hai guardato. Aspetta, cosa la cappella? La teoria per arrivare di là ce l'ho. E anche la pratica in teoria. Dove ti sei fermato a guardare quella cappella distrutta, non mi ricordo come si chiamava. La torre. La torre, esatto. Appena dopo la torre giravi a sinistra, dopo la casa di quello che prendeva il sole. Sì, ma da tanto che pedaliamo, cioè se uno abitava qua, si fa tutta quella strada in mezzo ai campi per andare... È come l'altra strada che abbiamo fatto prima, che era fuori del mondo. È vero anche che una volta, come ricordavamo nel video girato assieme a Marco, il fotografo, la gente si autosostentava, no? Da serie avevano il proprio ordicello, avevano le galline, il maiale, avevano tutto e quindi non c'era motivo di andare in paese, hai capito? Cioè, ci andavano magari anche sì in paese, ma una volta al mese che fanno carina, quindi se è vero? Sì, domenica a messa, esatto. Ma qua ora arrivare... Ci andavano col carro per andare a messa, no? Sì, una bella impresa, siamo distanti dalla chiesa qua. Tesoro mio. Ne abbiamo fatta di strada da qua alla chiesa. Che per andare a messa si fanno i sacrifici, come si dice. Sì. Va bene, dai, contenti loro. Continuiamo. Non so cosa c'è di qua, dove c'è il cartello che indica Valle Drago Jesolo. In ogni caso tu prosegui dritto. E qua Alessia ci dimostra come proseguire dritti. Cioè, metti che tu non sapevi come si prosegue dritti, adesso sai come si prosegue dritti.
Che bei posti che te porta a Singano ogni volta, però vedi, a patto il prezzo da pagare, cioè prezzo da pagare, insomma, usiamo le parole, è pinini o bicicletta. Costa 15 km fa. Sei ancora che pensi? Per vedere una casa. Giustamente il posting a dita, perché devo andare fin in fondo, sti 4 pitantoni, cioè mettete la cassetta là e quando... Tartarughe giganti. Vabbè, con la GoPro è il solito discorso, vabbè ragazzi, cioè, ho portato la GoPro così, se volevi farci un po' di compagnia mentre andavamo a rifare sto percorso, però sai che non ho zoom né niente, sono lì in mezzo, sono tanto grandi, 2 spanne l'una, molto molto grandi, belle. Senti, ascolta un po', The Sound of Osei. Che spettacolo, tanta roba. Oh, guarda che questo è tutto il polline che si è appoggiato nella melma di questo canale, sembra che tipo il grana sua minestra, va che roba. Alessia che diventa sempre più estiva, cioè ogni chilometro si ferma e si toglie una roba, fra un po' la vedremo con le autoreggenti. Adoro ste cose, beh oddio, cazzo abbiamo più roba noi, ma riempito come un ciuco, porca miseria, se riusciamo a farla star qua, che è la borsa dello stivaggio e non delle cose da usare spesso, cioè avrà tipo organizzazione, si libera automaticamente, vorrei spaccare la cerniera. Ah, ma te spiegami cosa non è privato. Gallinelle. E a sinistra, vedi? Si sta nascondendo. Guarda, ecco c'è lo strano, questo è un airone color vacca, bianco e nero, ma quelli in fondo delle anatre bianche e nere, guarda che belle, Ale. Che robe pazzesche, mai viste quelle? Wow. Oh, guarda che a destra abbiamo tutta la laguna, guarda. Non ho capito, quando fai la ceretta mi prenoti anche a me? Con la tua amica? Cioè che la tua amica, cioè, siccome parlavamo dei peli del mio culino, cioè mi deve guardare il mio buchino. Che cosa interessante. Sì, molto interessante, ma veramente ai miei amici interessa moltissimo il fatto che una, magari anche a ciccia... Faccio io, ci butto la cera e poi sta. No, non è la manina per queste cose. No, ci vuole la mano forte e decisa, no? Con calma, una volta. Comunque, cioè, dovrei far vedere il mio buchino alla tua amica praticamente, e lei mi rimuove sto problema di peli che sulla sella tirano. Ho capito. Cioè, sono quelle scelte che è arrivato a un bivio nella tua vita, devi un attimo pensarci. C'era una volta un pellicano che aveva un problema col suo ano finché non arrivò l'estetista. Allora, questi 20-30 ettari qua sono privati, non capirò mai queste privatizzazioni, e allora io ti privatizzo la topa, vedi? Anche la mano che prima ti privatizza dice no, ciao, poi porta a casa così ti impari a privatizzare i campi. Le apine che impollinano, guarda che belli questi fiorellini qua, la zanzara, cosa ci fai zanzara? Hai già iniziato? Oh, no, non è una zanzara. Che bello, che figata. Ah, pazzesca ragazzo. Comunque no, non siamo ancora arrivati. No, stavo mirando un po' il tuo culetto, un po' la bici, perché guarda che bella, cazzo. Ma che figata, le farfalle sui fiori. Guarda, questa è un po' difficile da vedere, ecco perché era sul fiore bianco. E che bello Italia, c'è un incanto di giornata, un incanto, proprio un incanto. Apine, ciao apine. Vero, che bello quel cane. Ciao Fufi! Che bello quel Fufi con la barba. E pare un fia whisky. E guarda cosa c'è, a parte il panorama Italia stupendo, abbiamo il fiume, al di là del fiume la laguna, ci rendiamoci conto. Esatto, il papavero. Ciao papavero. No, non è quello della bamba, quello della bamba appartiene sempre sì alla famiglia dei papaver, ma non ha neanche il fiore tra l'altro. Sì, cos'è che ha fatto? Un pavone. Un pavone, che bello. Sciobbielo. Che figata. E quello cosa sono? Aspetta, che bello, quelle panchine, guarda che figata. E qua cosa c'è? Mamma mia, pensa che brutti pericoli, no? Che epoche buie, quelle delle guerre, no? E in questo posto dove noi siamo qui che ci godiamo, no? I colori, guarda che sfumatura abbiamo davanti quando io dico colori, e tutti questi bellissimi spazi
traduzione tutta questa quiete, no? Questa pace esteriore, e qua c'era gente che si massacrava, bombe che scoppiavano, pazzesco, no? C'è Alessia, mi fa segno di far piano. Cosa c'è? Qualcuno che pinza? Sono due che stanno funfotando dietro di me sull'argine, non disturbare. Che bello, avevo detto io, due che stanno scopando, che figata, dai che andiamo. Ah, la primavera. Mondi? Sì, guarda chi ce l'ha. Eccolo, eccolo. Cavallo. Due cavallo, e anche belli, belli grandi. Se io mi metto qua li chiamo, no, perché c'è il fiume, cioè c'è il canale, vedi? Quindi bisogna vedere per di là casomai, cioè come cavolo hanno fatto arrivare. Aspetta che non che peste i crowdi qua, cosa sei piantato? Cavallo! Bello amico cavallo, guarda che Italia, non so se la GoPro renderà grazie a questo momento, ma guarda che bello, cioè, vedi, andiamo tanto in Mona per vedere le cose, là cos'erano quelle là in Francia dove la gente va a vedere i cavalli, e vediamo sia a Trieste che qua a Cavain, guarda qua. Che colori pazzeschi, e qua ci vuole la Sony, venivano di quelle foto spaventose, c'è proprio un gioco di luce ma anche ombra e luce molto forte che non hai idea. Chio, i cigni, arriva i cigni, che paradiso. Aspetta che ti porto a vedere quelle famose anatre che dicevamo che erano strane, quelle qua, vedi? Guarda che colore stranissimo, guarda, tu, partite, che strano. Che spettacoli, Ale, vieni a contemplare. Stai contemplando? Guarda che acqua anche relativamente pulita, no? Oggi sono tutti a spasso, beh i cavalli li hai visti prima, qua c'erano i cavalli, e dopo era sempre pieno tipo di occhi, beh un po' li vedo là, eccolo lì nell'angolino. Ah, fermi che adesso mi è venuto in mente, comunque se segui i bambini fermati qua in questa piccola fattoria che è quasi alla fine della strada, che adesso siamo arrivati, e le capre. Ok, adesso mi ricordo, c'erano le capre, quindi i cavalli che sono in giro, li abbiamo visti prima, le capre che sono dentro là saranno a dormire perché adesso è ora pisolino, e 2 o 3 occhi. Qua un aratro ancestrale, no beh questo è già ancestrale tra virgolette, questo ha già gli attacchi da trattore. Là c'è un airone, l'altro ancora. Siamo arrivati adesso, porta pazienza. Hai trovato un palo, amore? No, mi fa il piede. Se mi chiedi se è camperabile, allora fin qua sì, in più se vai a mangiare qua hanno anche il parcheggio, azienda agriturismo La Barina, perché continui qua anche a piedi e c'hai la fine, che comunque adesso vedi, non spoileriamo altro. Questo era che volevo andare. Ma quanti ne escono, che roba, strapieno di pesci. Comunque saluto del Panduzza, questa è la fine dove c'hai la laguna. Ciao Fufu, ti abbiamo svegliato? Porco cane, questi fufi. Non ho cibo. Più sì, ma abbiamo mangiato. E guarda, aspetta che ti faccio vedere una cosa. Guarda, sei alta l'erba. Porco cane. Mi pare di essere tipo i soliti video degli americani che passano nel campo e a femmina. Ecco, ti vedere quell'airone là che va la cresta strana. È andato via. Comunque aspetta, faccio anch'io la scena cinematic, fermo là. Che dopo ho ancora da capire perché devono passare il frumento qua, ma non riesco mica a capire, non è mia una trebbia. Che figata il nonno che porta i nipoti in barca, uno con la canoa, guarda che bello. Che pomeriggi epici proprio, eh? Sembra quasi essere tornati indietro nel tempo, no? Come usi. Farfalla. Scusa. No, amore, sei tu che... Cioè, oh. Ti ho detto fermo. Aspetta perché qua c'è il ghiaino che la lascia il terrore, vediamo. Che paura lascia il ghiaio. Oddio, che paura. Poi lascia che affronta i suoi traumi. Ah, che bello. Perché il buco non ho capito, cioè... Guarda chi c'è, la nutria. Vedi? Op.
guarda. Tu. Guarda, due. Guarda, una sott'acqua, che bello, non l'ho mai vista nuotare sott'acqua. Sì. Se una di là sott'acqua. Io sono più veloce sott'acqua che in piedi. Che forte. Ciao Nutria. Pensa Italia non del nord, che questo è un castorino che copre la maggior parte del nord Italia, no? E solitamente abita lungo i fiumi e i canali. Un tempo questa nutria veniva utilizzata per le pellicce dei vece magnaschei, no? Poi cosa succede? Non andava più bene sta nutria qua per le pellicce, hanno detto ma ammazziamo altri individui tipo dei visoni eccetera, e quindi c'era sto surplus, sta abbondanza di nutrie, no? di sti castori in questi macelli, diciamo, no? In questi campi di concentramento, e li hanno liberati nei canali. Ste brutte pervertite si sono riprodotte come non ci fosse un domani, e adesso siamo sommersi in tutta Italia, in tutto il centro e nord Italia da ste nutrie. Quindi sì, è colpa dei vece qua a Pelliccia. Oh, guarda una roba, guarda i coralli della laguna. Cazzo, ok, non avevo tirato fuori la GoPro, adesso è ferma, non so se vedi, lì c'è una volpe, eccola che va via, l'hai vista? Va la coda, sì, è una volpe, e gli aveva fatto l'attacco alle cose, vabbè, in GoPro mi dispiace, non l'avrei vista. Sono delle specie di oche, anatre, figata, ho visto una volpe viva per la prima volta. Ragazzi, vogliamo convincere Alessia che non era una tigre, non era un puma, perché queste non sono zone da tigri e da puma, ma sono zone da volpe, e anche il colore era da volpe. Posso dire che anni fa, quando avevo 12 anni, anche a Passarella non era zona da pantera nera, ma una pantera nera scappata da chissà dove, che ha dormito a fianco alla voliera dove io tenevo i miei 12 gatti. Vabbè. L'hanno presa in via Sacca con l'elicottero, però aveva la coda troppo lunga e dritta e magra. Beh, ma era una volpe, dal colore e tutto, era una volpe. Aveva la coda a pennacchio, cazzo. Mi date una mano a convincerla che non tutte le volpi hanno la coda a pennacchio. Nutria, ore 10. Attenzione che ora si tufferà, se mi avvicino si tuffa. Oh no, è morta, ah no, è viva, eccola là, occhio, si tuffa, occhio. Ah no, non si è tuffata, ma è scivolata dolcemente in acqua. Di solito si tuffano le nutrie, vediamo quanto fa. No, è lenta a fare i 5 all'ora neanche. Nutria, dai, hop, voga. Guarda il facciano, ma perché accendo la GoPro? Non si vede niente. Guarda il nonno che pesca, guarda, non lì nessuno, guarda, è là da solo, e la qua moschetica. Le ho prestato la bici così vedo meglio le chiappe. Guarda il fufo sopra, caro. Vedi? Una cosa volevo insegnarti, se hai Porsche e Ferrari puoi parcheggiare qua in mezzo ai coglioni, ragazzi. Vedi? Un altro, vedi che ti insegno, sempre con le Porsche parcheggi dove cazzo vuoi. Mentre tu barbone devi andare, vedi dove ci sono le macchine lì, tutte in fila, quello è il parcheggio con le linee per il parcheggio. Notavo che praticamente gli unici negozi aperti sono quelli dei Bangla di Cianfrusaglie. Il resto di roba italiana è tutto chiuso, guarda, sala giochi, ristoranti, negozi, tutto chiuso. C'è qualche negozietto e soprattutto c'è il Winner col Bubble Bee. Comprato, cioè veramente stanno comprando tutto, i cinesi e gli indiani, è una cosa pazzesca. Sto vedendo negozi che conoscevo, sono tutti di cinesi e indiani, che poi tutti vendono la stessa roba, cioè il cover dei telefonini e le cinesate, tipo qua, lo capisce, no? Probabilmente se esistono è il mercato che lo richiede, però a me è strano insomma che sia tutto sto mercato di cianfrusaglie. Mi è piaciuto tantissimo il fritto da sport e c'era scritto oggi solo fritto. Ok, qua lavorava a Singano e faccio il video perché dopo Rudy, che è quello che lavorava con me, lo vede. No, bellissimo, guarda che robe strane. E guarda toppa finta qua, memo per me, il 26 aprile è il compleanno dell'Alessia.
Bisogna un attimo che cambio il saluto perché buongiorno Italia, le P stranieri qua in giro, quindi insomma. Ciao Fufo della Katia! Ciao 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 ciao! Ciao Ucciuccio, partivo Ucciuccio, si scatteva. Ragazzi chiedo aiuto, è ancora avanti, è qua che gli racconta ai suoi amiche che si è visto il puma, ieri era una volpe, non era un puma, dai! Senza tanti convenevoli, alla prossima! Eccolo! Oh, baby,